Noi mediamente oggi programmiamo perdite che possono andare dal 50 al 70% per quanto riguarda questa stagione invernale, quindi riuscire a limitare queste perdite sarebbe un aiuto importante per il proseguo delle nostre attività. Che sia un Natale in rosso non lo nasconde Renzo Minella, presidente degli impiantisti del Veneto, che ormai mette in conto un avvio di stagione contraddistinto dalle restrizioni in Italia come in buona parte dell'arco alpino. Anche l'Austria si sta adeguando alla chiusura per quanto riguarda il periodo natalizio, la Francia lo aveva già fatto e anche la Germania, rimane la Svizzera e su questo credo che i nostri governi, le nostre regioni sapranno come diciamo, tutelare anche le nostre società. Inevitabile quindi parlare di ristori, così come per l'altra categoria più interessata, quella degli albergatori, che pone l'accento sui turisti che in montagna non vanno per sciare, soprattutto a Natale. A differenza di gennaio, febbraio, marzo, che abbiamo un 95-98% di sciatori, alle feste di Natale abbiamo un 60-70% di sciatori. E che le vacanze sulla neve non siano un feticcio della pianura, ma l'essenza del lavoro in montagna, lo ricordano gli stessi bellunesi che pure sul tema dell'apertura degli impianti hanno opinioni diverse. Sarei d'accordo perché devono lavorare gli albergatori, devono dare lavoro ai giovani. Basta avere un controllo, prima un autocontrollo, poi un controllo chiaramente da chi di dovere che non manca. Io sono per l'apertura per gli impianti solo, non per gli impianti, per le piste da fondo, per gli impianti invece risalite così sono contrario. Durante le risalite, durante le file, durante tutto il resto gli assembramenti sono inevitabili. Io sarei d'accordo ad aprire, però se le persone sono responsabili. Sarei d'accordo, ripeto, per incentivare un po' insomma, l'economia, perché qui stanno languendo un po' tutti.